Creò un ponte tra danza e teatro, liberò non solo la piena espressione del corpo sulla scena, ma anche le emozioni più profonde dell'io interiore, con le sue angosce e i suoi giochi ironici, senza pudore. A 10 anni dalla sua morte, il Teatro Stabile del Veneto rende omaggio alla danzatrice e coreografa tedesca Pina Bausch, a cui si deve la più grande rivoluzione della danza in epoca contemporanea. Un mito, una leggenda che ha lasciato un segno indelebile, ma anche una nuova generazione di danzatori e artisti che si sono ispirati al suo modello. Nel foyer dei due teatri gli scatti del grande fotografo Piero Tauro ritraggono i danzatori del Tanztheater Wuppertal, una mostra che anticipa la presentazione di un nuovo cortometraggio ispirato a Pina Bausch attraverso le memorie del suo pubblico. A seguire 3 appuntamenti che porteranno sul palco del Teatro Verdi e del Goldoni Damiano Ottavio Bigi, Dominique Merci e Cristina Morganti, 3 tra i più amati danzatori del Tanztheater Wuppertal. Un omaggio a Pina Bausch, che tra l'altro è stata anche una delle protagoniste delle scene di questo teatro, ma anche la volontà di portare ed insistere sulla danza a teatro. Sì, la danza è una disciplina che non ha bisogno di parole. A 10 anni dalla scomparsa vogliamo ricordare Pina Bausch con una mostra fotografica che è divisa tra il Teatro Verdi e il Teatro Goldoni di Venezia. Sono immagini del grande fotografo Piero Tauro, che ha seguito a lungo l'opera e gli spettacoli di Pina Bausch e che sono visibili assieme agli spettacoli che andiamo a proporre nella nostra stagione di danza. E i lavori che proponiamo di Damiano Bigi, di Dominique Merci e di Cristina Morganti sono lavori nuovi che partono dall'esperienza del Tanztheater e sviluppano quell'esperienza verso nuove direzioni. È molto bello questo, è molto bello che da un'esperienza così importante possano trarre vita nuovi lavori e la danza del futuro. Lei ha parlato anche del coinvolgimento dei giovani, in che modo? Costruendo uno spettacolo con loro, un laboratorio che partirà fra poco peraltro. Lo spettacolo si intitola Nave Neva Kids, è uno spettacolo storico della Compagnia Naturalis Labor di Luciano Padovani. Noi li abbiamo invitati a costruire un percorso assieme a giovanissimi allievi di scuole di danza per ricostruire lo spettacolo Nave Neva, che è uno spettacolo per bambini, per famiglie, assieme a giovani danzatori che saranno protagonisti della creazione dello spettacolo. Lo spettacolo poi ovviamente lo proporremo in pomeridiana sia al Goldoni che al Verdi.